piace richiamare quello che è il principio degli indiani nativi d'America, che quando parlano della terra dicono la terra non deve essere interpretata come un'eredità che riceviamo dai nostri padri, ma come un prestito, come un qualcosa che abbiamo avuto in prestito dai nostri figli. Allora dobbiamo pensare di rispettarla e di restituirla ai nostri figli, possibilmente anche migliore di come ce l'hanno lasciata. Che cosa significa per noi che la Sardegna deve tornare a sorridere? È un messaggio profondo, è un messaggio serio, è un messaggio di speranza, perché significa che noi vogliamo che i nostri giovani, ma i meno giovani, che la nostra terra possa nuovamente avere fiducia nel futuro. Mi è piaciuto, mi è sembrato umile, uno del popolo, uno normale che non si dà proprio aria. Finiamo dicendo meno male che Ugo c'è. Sembra giusto. Sto vivendo un momento che è davvero entusiasmante, un momento carico di significati ed è un arricchimento vero e sincero. Poter incontrare la gente di Sardegna, poter incontrare ciascuno di voi, guardarvi negli occhi, vedere la vostra speranza. Forse perché per essere sardi bisogna travestirsi da sardi. Ditemi, adesso facciamo una prova. Ti sembro più sardo se mi metto così? Va meglio? Volete che mi metta anche l'abito di velluto? Ho già consigliato all'ex presidente un sistema per mettere bene a mente il mio nome, quello di andare a partire dal 16 ad assistere allo spoglio e a furia di sentire cappellacci, 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 cappellacci